questa domenica si è trasformata, è uscito un vento allucinante, sicché cosa ho deciso di fare? Di disfare il letto e di lavare le lenzuola, e ho tirato fuori una parte di piumino perché io la notte ho un po' fresco, va un po' a momenti, un po' caldo, un po' freddo, quindi alla fine ho deciso di prendere il piumino, una parte, e di metterla, perché sinceramente dormire e poi magari svegliarsi che sia un po' freddo non è il massimo, quindi vuol dire che è ora di metterlo. E niente, le lenzuola le ho lavate e asciugate, lo coprimaterasso e lenzuolo sopra sono asciutti, mentre sono in attesa che si asciughino le altre cose, quindi le due federe e il lenzuolo sotto. Comunque per il momento posso mettere il coprimaterasso e poi faccio il resto, con calma si fa tutto. Però che giornata, adesso il sole va e viene purtroppo, però è bello, dai, almeno si è asciugata la roba rispetto a stamattina che pioveva, insomma va meglio così, anche se il vento mi disturba molto, lo sapete, però almeno c'è il sole. Oh, e questa sera fuocherello acceso, così asciugo anche questa roba che è ancora umida. L'avevo stesa fuori oggi, però non si è asciugata del tutto, purtroppo, quindi con un po' di fuoco questa domani sarà asciutta, anche stasera tardi. Sei contento che c'è il fuoco? Hai fatto una dormita? Sì. Finalmente ha rubato il posto a Pippo, lui non si mette mai lì, ma stasera si è messo lì perché qua c'è il fuoco. E Pippo invece sta facendo tanta nanna qui in questa cussa. Ah, c'hai il naso rosa rosa, vuol dire che hai caldo. Ecco, bello. Davanti al fuoco. Ma chi sta meglio di te, Micio? Pensa che Bu è fuori senza caldo, nella sua cuccia al freddo. Pensa a te. Comunque ieri sera, sì è giorno, il giorno dopo ho la sciarpa perché devo uscire fuori da Bue e c'è aria, c'è vento, beh, no, c'è vento. Quindi devo sperare mi copro, che già ho la gola che ogni tanto ho mal di gola, ogni tanto il naso che cola sempre in realtà, ma questa è la stagione, da qui fino a maggio adesso, il naso che cola tutti i giorni, tutto il giorno. C'è il sole, nuvolo, sole, nuvolo, tutto così. Almeno non piove, sì, però il vento non mi piace tanto. Oh, che bene che ho dormito col piumino, voi non avete idea. Ho dormito da Dio col piumino, ma che bello. Poi vabbè, lenzuola pulite, quindi ancora di più. Pigiama pulito, piumino, bellissimo. Comunque ieri sera Peppe era in brodo di giuggiole col fuoco. Cioè non ragionava neanche, lui era là proprio rilassato. Non vedeva l'ora di avere un po' di fuoco, di calore. E adesso vado a vedere Bue perché mi stava reclamando. Stava grattando sul paraspifferi. Sta reclamando la mia attenzione. Quindi mi tocca uscire. Solo che ho caldo adesso con queste per forza. Vai, vado fuori. Vado a fargli un po' di compagnia, poverino. Ho comprato finalmente questo pezzo della lavatrice. La letta, il trascinatore del tamburo del cestello. Io ho preso il ricambio, devo vedere se... perché se no si rovina tutta la biancheria in lavatrice, perché si incastra sul ferro.
perché non essendoci più questo, ci sono i ferri, cioè c'è il ferro sotto e è tagliente in alcuni punti e quindi la biancheria si rovina. Fino ad adesso ho lavato lo stesso la roba, ma perché alcune cose si rovinano, alcune no, non ho capito il perché. Quelle che si rovinano, adesso ho la tecnica di metterle dentro a una federa e così ho risolto. Io sto cercando di capire anche come iniziare ad organizzarmi per la partenza, che non sarà immediata adesso, ma sto già iniziando a pensarci, perché non voglio arrivare all'ultimo giorno e dover ancora fare tutto, anche perché non andremo neanche in macchina, quindi devo ragionare su questo. Non avremo la possibilità di mettere roba in macchina che se per caso dovesse servire è in macchina. No, in realtà no. Quindi avremo solo 2 valigie, la valigiona grande più un trolley e lo zaino. Sarà difficile, cioè nel senso non so neanche cosa prendere, cioè non so che clima ci sarà e quindi sono un po'... non so cosa fare. Se c'è sole si sta bene, a parte lasciamo perdere il vento di questi giorni, però col sole si sta molto bene, anzi si suda anche, quindi presumo che lì sia ancora più caldo, perché non andremo in montagna, siamo già in montagna, quindi sarebbe un po' assurdo, anche se mi sarebbe piaciuto andare, solo che non c'era più posto, quindi non ho potuto prenotare. Mi sarebbe piaciuto andare, adesso ve lo dico che tanto non andremo lì purtroppo, dai 2 vagamondi. E sì, mi sarebbe piaciuto andare da loro, che hanno questo bed and breakfast, che poi hanno fatto anche lavori quest'anno, in montagna, sì. Anche in Valle d'Aosta mi sarebbe piaciuto andare tantissimo, però poi alla fine ho scelto una meta classica. Comunque sì, so che in questi giorni sta ancora facendo caldo con il sole, senza sole un po' più fresco. Chiaramente non è montagna, quindi non farà mai freddo quanto qua. E io adesso sto morendo di caldo in questo momento, mi vedete stravestita, ma sto morendo di caldo. Perché appena mi metto a fare qualcosa poi mi scaldo e sudo. Vabbè, comunque, intanto qui ho disinfettato la valigia grande, l'ho dato una lavata esternamente con acqua e sapone, acqua e detersivo, sì, con la spugna. Gli ho buttato il disinfettante all'interno, l'ho messa al sole così si asciuga anche. E poi io avevo comprato, che non penso di avervi mai fatto vedere, no, il famoso zaino per il bagaglio a mano. Di solito si usa in aeroporto questo per l'aereo, qua si può anche stringere, quindi io ho la possibilità di organizzare anche bene questo zaino qua. Il punto è che non so cosa mettere dove mettere cosa. Qua ci si rilassa al sole oggi. Dovrei passare l'aspirapolvere qua fuori, perché ieri ha fatto un vento allucinante, però qua ci si rilassa intanto. Non l'ho ancora passata l'aspirapolvere. Oh, che panzone. Che panzone. Pippo, mettiti un po' al sole. Tanto, mettiti qua con Peppe. Non so se ti lascia. No, vai dentro. Vai. Comunque, adesso porto dentro anche il tappeto, che un po' d'aria l'ha presa. Bue prima mi chiamava di continuava a grattare i paraspiferi perché aveva fame. Ma io non pensavo avesse ancora fame, invece gli ho dato la pappa, basta, contento, è andato fuori, ha mangiato, è andato fuori. Poretto, aveva ancora fame. E infatti oggi aveva mangiato tutto rispetto alle altre volte, agli altri giorni. Oggi aveva mangiato tutto e mi ha chiesto ancora il cibo. Pippo è matto. Cosa c'è, Pippi? Ah, c'è Pepe. Ciao. Allora adesso andiamo a prendere il tappeto. Pepe, controlla il telefono. Ecco il tappeto, mamma mia, momenti mi rovescio. Ah, qua. Oh, sì, ma fammelo stendere però. Oh, ecco.
Oh, finalmente un tappeto. Perché ti mancava tanto il tappeto, vero? Sì, questo è il suo tappeto. E guai a chi rompe le palle, vero? È il tuo tappeto. Sì. E sei felice? Sì, molto felice. Oh. 1000 rotolini? Sì. Chi sta meglio? Sì, e Pippo sta là invece. Prima senza tappeto Pepe si era messo a dormire là sopra perché aveva il sole lì, però adesso può stare anche qua. Sì, sta perdendo tutti i pezzi perché a forza di fare le unghiette, eh? Eh, che bello, eh? Che bello. Va bene, allora, io avrei da fare un po' di cose. Ieri mi ero messa a cercare di iniziare il discorso valigie per partire. Non è ancora ora di partire, ma vorrei giocare d'anticipo e fare subito questo lavoro. Chiaramente fino all'ultimo non potrò chiudere tutto, cioè non potrò fare le valigie definitivamente oggi, per dire, perché fino all'ultimo giorno, cioè nel senso, le ultime cose comunque sono da aggiungere all'ultimo, no? Però qualcosina ho già iniziato a preparare, anche se non è imminente la partenza, ma ho iniziato a preparare qualcosa. Hai finito di grattare la porta? Mao, hai finito di grattare la porta? Signorino? Allora faccio le unghiette. Allora faccio le unghiette. Guarda che bello che sei. Lui vuole stare in mia compagnia. Lui vuole che io stia qua di fuori e così. A lui piace stare così, in compagnia. Poi giocare è ancora meglio, vero? Sarebbe bello giocare. Ma io adesso non ho tempo di giocare con Bo, Di solito lo faccio giocare la sera, in realtà. Mi prendo del tempo e sto con lui e gioco. È un gatto impegnativo, anche se è un randagio, è un gatto impegnativo. Comunque, devo pulire qua fuori perché guardate, non è mai stato così sporco questo tappeto. E anche la terrazza, beh, dal video non si vede, ma è tanto sporca. Devo pulire, devo prendere l'aspirapolvere, quello grande, e dare una bella pulita alla terrazza. E non posso stare qua con te tutto il tempo. Chi è questa musica? Caspita, la macchina. Vabbè, comunque devo anche fare questo lavoro della terrazza, dare una pulita. No, raga, tutte le orecchie tirate. Sì, ti sto guardando. Sì, ti sto guardando. Ma tuo amico è un rompipalle, sai? Chiede tante attenzioni, tuo amico. Sì, l'ho toccato, sì. Ah, bello, bello, Bue, sì, sì. Poi guerra, vero? Non credo andreste tanto d'accordo, sai? Che bello che Pepe sul cestino, sul divano. Oddio, che bello. Oh, che bellissimo oggi, Bello, bello. Sono in dolce vita, si sta benissimo. Meglio non spogliarsi troppo. In realtà, secondo me anche in maniche corte si potrebbe stare. Chi è? Sapete che non so chi è. Deve essere un postino. Andiamo a vedere. Sì, ok. Era il postino. Un pacchettino. Sono due. Sono due pezzi. 3. Ma io ne ho comprato uno. Sono 3 pezzi. Ma io ne ho comprato uno? Io pensavo che un pezzo costasse 10,90 euro. Sì, ok. Questo è il pezzo rotto e questo è il pezzo nuovo. Sì, sì, pensavo non fossero uguali, invece sì, sono proprio uguali, precisi. Sì, sì, sono proprio rotti i ganci. Cioè, va che roba. Si sono proprio rotti tutti i pezzi.
qua non esistono proprio più. Avete presente quando avevo pulito il filtro che c'erano tutti quei pezzettini di plastica all'interno? Erano di questo qua che si stava rompendo, di questa letta, di questo trascinatore. Si stavano rompendo. Ho letto che con questa lavatrice si rompono anche quasi subito praticamente. Noi siamo stati fortunati perché la lavatrice, la lavasciuga ha 4 anni, poco più di 4 anni, e siamo anche stati fortunati, devo dire. Comunque c'è una bella differenza, qua i gancetti ci sono, quindi adesso andiamo insieme nella lavatrice. Praticamente questa è rotta, vedete? Dentro ci deve essere tanto di quello sporco in questa lavatrice, perché è una lavasciuga e quindi asciugando, secondo me, c'è tanta polvere all'interno, sarebbe tutto da smontare. Comunque questo va qua. E come si fa a incastrare? Devo provare senza telefono in mano. Alla fine è stata una cosa molto semplice, perché è bastato mettere i gancetti nei buchi e spingere verso di me, e spingendo verso di me si è bloccata la letta. Fatto anche questo, dai. Ho sistemato anche la lavatrice, la lavasciuga. Comunque non so se per partire devo portarmi dietro quella che uso come giacca, quella leopardata, perché non so quanto caldo farà. E secondo me almeno una cosa così pesante devo averla, però non so, poi durante il viaggio mi sarà scomodo da tenere, perché è ingombrante. Devo ragionare su come fare bene le valigie. Mi metto a fare qualcosa, se no chiacchiero troppo.